Giannini, con numero 9 Alberto Rigo, con numero 13 Andrea Pardin, con il 17 capitano Alessandro e il signor Paolo. Buon spettacolo. Allora, gentili telespettatori, vi do il benvenuto. C'è stato un piccolo imprevisto, un difetto nel microfono, quindi siamo già a partita iniziata. Si stanno affrontando in gara 5 qui al Palaceccato di Thiene, dal quale vi do il benvenuto a tutti voi che siete sintonizzati sul vostro teleschermo. Si stanno affrontando l'Hockey Thiene contro il Hockey Pico Mirandola, quindi per così dire uno scontro per stabilire quale potrebbe essere l'ultima in classifica, visto anche la situazione e le posizioni in classifica delle due formazioni. Il Pico Mirandola infatti è all'ultimo posto, mentre il Thiene si trova al penultimo, quindi una gara decisiva per determinare quale delle due dovrà avere, come si suol dire, la maglia nera. Ma stiamo trasmettendo sul canale YouTube di FIS TV, gara 5, campionato nazionale Serie 2 Girone A, e fra Hockey Thiene e contro Hockey Pico Mirandola. Qui al Palaceccato di Thiene la partita è già iniziata da appena un minuto, squadre chiaramente sono sullo 0-0.
si stanno già determinando i due assetti, possiamo già darvi i quintetti di partenza che sono stati decisi per il Pico Mirandola da mister Ialacci, che schiera in porta Federico Luppi col numero 1, poi abbiamo il capitano Vincenzo Siberiani, Filippo De Tommaso col 73, Gioele Aramis De Stefano, e con il 4 Tommaso Giannotti. Questa è la formazione di partenza della Pico Mirandola, la quale il mister Red ha schierato in porta il numero 18 Nicole Comin, poi abbiamo con il numero 6 Pietro Luppi, col numero 7 Marco Mari, con il numero 16 Filippo Badin e col numero 66 Andrea Zanini. Formazione che vediamo già in tenuta più che altro blu, giallo tiene che attacca mentre il completo bianco azzurro. Vediamo il hockey adesso in possesso palla il numero 4 che assieme a Siberiani riesce a recuperare palla, non riesce a liberare la propria campo nel tempo stabilito, e quindi palla in acqua all'Hockey Tiene, che è partito di buona lena, deve sfruttare il canone molto ghiotta della tornato dal Correio, e quindi eventualmente riuscire anche a superarlo in classifica, la classifica e per la seconda queste due formazioni che sono le prime che dobbiamo affrontare in data 25 di febbraio. Quindi alla propria classifica anche di superare a 4 una partita. Attenzione, occasionissima ma di poco la porta difesa del Comin, allora si ripete avanti Pietro che sta un po' agganciato, e Franco non credo, quindi evidentemente abbiamo per parte del il secondo Marco Paolo Moreso che lo arriva al tavolo, quindi siamo ancora in avanti con Marco Moreso, adesso c'è a casa, si chiude però molto bene il grande, ma ancora palla la tiene in per Bardin, gira fila a palla, vediamo l'occasione per parlare di ora di Lupi sulla testatura del Mirandola, e la testatura Siberiani che stanno la strada, recupera l'Aicano del Mirandola, non riesce a chiamare, quindi dà l'occasione per Catrini davanti, tocco di Rio, riesce a tenere la pallina appena la vita sulla coda di Zanini e non va a contendere la pallina, recupera Tommaso per il Mirandola, fa la ritirare su Stefano che si fa fare la vediamo che è passato da lui, Tommaso, serve Stefano, tutti a Zanini, sta portando il OTP, adesso la distanza di Zanini va su una pallina deviata, palla ancora in attacco della squadra, per Ballardin, per Baldin, che si gira, cerca di tirare fra il Mirla, tutti a poi che in porta recentemente sulla Zanini per Ballardin, ha fatto tiro, a fare il tiro sulla difesa del Mirla, che bene armata per la doppio del ora insiste il palla doveva tagliare Stefano Badin per sotto la foto e sbaglia sul ultimo, ma non la porta di Stuma anche stagione è tiro mi fa 4-2 aiete un tiro di Raccomandato, non so se metti di cambiare ovviamente, vediamo, forse ha sbagliato a fare la prima formazione che ha iniziato a dire, comunque i 4 di panchina sono tutti alzati i piedi contratti alla vista, vediamo cosa Rainzo che farà per la gara molto bene, azione ben consultata il storico il del poi che è scalato il Bardin non riesce a contare i minimi e la rallentato forse attiene lotta con Baldin alla fine alla Zanini in corta e che ha fatto un tiro alla meglio e i soldi con la porta del Emiliano che è riuscito a fare la porta della Camera che restano senza tiro si sarà per siamo alla 17 e Mirla si alla 17 il cronometro di K è proprio sulla sede che ha fatto sfruttazione non c'è è passato il anno avanti e come abbiamo visto sono fatto il partito che sta nella tiene sono tutti 4 e Andrea con il numero di spazio qui abbiamo della sala dovito di fatto come che il piano cosa troppo abbiamo poi adesso si fa l'unità della la partita si va con una qui a difesa e tra Mossad e il gioco del Rio sono andati 1-0 per il Rambo causato per Peschiani per cui il passaggio era andato ora di no è venuta ovviamente la batteria della squadra della oggi anche Tommaso riesce a fare un cambio e adesso non 18 per il finale con il scambio di Bonello e che non riesce a fare il passaggio ora il finale da Calimiro
Prova 1, 2, 3, 4, 5, diretta dal Palaciccato. Stiamo provando il microfono, è tutto in regola. Può iniziare il secondo tempo da Tiene. Secondo tempo. Eccoci ricollegati qui dal Palaciccato di Tiene, sperando di aver sistemato le comunicazioni
il microfono e quant'altro. Le squadre sono già rientrate, pronte per il secondo tempo. Adesso vedremo i quintetti di partenza di questo secondo tempo. Intanto il risultato arride alla squadra di casa 2-1 con 2 reti di Poli, mentre la rete del Pico Mirandola segnata da Siberiani, e quindi con questo risultato il direttore di gara, il signor Edoardo Pigato, darà il via al secondo tempo di questo incontro che vede l'Hockey Tiene contro Hockey Pico Mirandola. Vediamo, le squadre sono già quasi tutte sistemate, mi sembra tutto pronto per dare il via. Abbiamo il Mirandola che schiera, se non è stato cambiato il portiere, con il numero 1 Luppi, poi abbiamo Siberiani, De Tommaso, Giannotti e De Stefano. Questa è la formazione del Hockey Pico. Il Tiene vede in porta Comin, poi abbiamo Ballardin, Mandarini, Rigo e Conzato. Queste le 2 quintetti che daranno vita a questa ripresa importantissima, come abbiamo detto, per entrambe le formazioni. Una sfida salvezza, per così dire. Lo so che sembra strano soprattutto per il Tiene, senza voler togliere nulla al Pico Mirandola. Il Tiene che si è arrivato primo del girone in Coppa Italia, adesso si vede proprio in penultima posizione a confrontarsi con il Pico e ha un certo bel da fare per superare la squadra emiliana. Intanto la battaglia, per così dire, fra le 2 formazioni è già iniziata. Pallina adesso al Pico Mirandola, De Stefano che lancia su un primo tempo molto acceso, molto combattuto. Ha visto chiudere in vantaggio il Tiene, 2 reti micidiali di Poli, poi Lupi ha chiuso lo specchio della porta, non ha consentito più nessun tiro, nessun passaggio, ha parato tutto, e questo è il risultato del primo tempo. Adesso vediamo il Ballardin che mantiene la possesso palla, dà all'indietro per Rigo viene in avanti, passaggio filtrante per Mandarini che non lo aggancia, ed è il Mirandola con Giannotti che cerca di venire in avanti per mettere in difficoltà Tiene, e infatti De Tommaso, alla fine Ballardin chiuso fra 2 giocatori, decreta palla 2 il signor Pigato. Dobbiamo anche registrare la presenza dell'altro direttore di gara, il signor Paolo Moresco, che si trova al tavolo, cronometristi di gara. Alla meglio De Tommaso del Mirandola, passaggio per Siberiani va al tiro, rasoterra, alza pallina, Conzato recupera Giannotti chiuso fra Rigo, però recupera palla, altro tiro, forse disturbato, si lamentano i giocatori del Mirandola, disturbato al momento del tiro. Già passaggio in avanti, Conzato aveva trovato Mandarini pronto, che però non è riuscito a inserire la pallina nella porta di Luppi per un non nulla. Azione ben congegnata, anche stessa De Tommaso, ma è Ballardin che si scalda in avanti, passa all'indietro, chiude Siberiani, chiude di esperienza il capitano del Mirandola. Il passaggio, adesso però c'è ha fermato il gioco, commina un giallo, perché quando non hai la stecca in mano non puoi continuare nell'azione, non puoi difendere, non puoi andare sul portiere, quindi sull'attaccante volevo dire, e quindi commette un warning, viene richiamato col warning, adesso è il giallo,
però il primo giallo, poi si passerà al blu. Quindi errore diciamo tecnico più che altro, più che fallo di squadra, infatti non si muova il conteggio dei falli che vede in vantaggio il Pico Mirandola per 4-1. Muove palla Conzato per Ballardin, si chiude però la difesa, passaggio di Rigo per Conzato, recupera palla e tiene, ancora Conzato, Ballardin non riesce a girarsi, Giannotti gli ruba il tempo, passa a Siberiani che viene dalle retrovie, ancora ripiega su De Stefano, adesso De Tomaso in avanti, Siberiani non va a sostenere l'azione del compagno, Mandarini alla fine che recupera palla, si scaglia in avanti a tutta velocità, ancora Mandarini, tiro rete esterna, troppo defilato da una parte, si chiude però Siberiani non riesce a liberare in maniera corretta, recupera palla Conzato gira, non trova l'appoggio giusto e allora deve dare a Rigo, ancora insiste il Tiene con Conzato, non trovano l'appoggio diciamo risolutivo il Tiene. Attenzione, errore di Ballardin, De Stefano viene in avanti, si scaglia addosso al portiere, alla fine tocca, cadendo a terra, tocca la pallina commettendo errore tecnico per così dire, e quindi palla al Tiene, muove Conzato in velocità per Rigo si accentra, va al tiro, chiude la difesa ma ritorna la pallina su Ballardin che non riesce a spostare la pallina per metterla, posizionarla per il tiro. Insiste il Tiene e Ballardin, Rigo quelli che più propositivi, chiude Siberiani, è l'elemento di grande esperienza, il giocatore 6 del Mirandola. Adesso Mandarini scarica su Lupi un tiro un po' troppo pretestuoso, infatti lo para senza nessuna difficoltà, riparte il Mirandola con De Tomaso mantiene la pallina, la fida a Mirto tenta di infilare Comin sul palo montando sinistro, non ci riesce, subito in attacco il Tiene, Conzato non riesce a appoggiare su Ballardin, deve ricominciare da centropista il Tiene, ancora c'è Giannotti che recupera la sfera, Giannotti libera su Mirto, piglia palla De Tomaso, tocco di Rigo, poi c'è Mandarini che dà a Ballardin, tiro di Ballardin, doppio tiro di Ballardin, questa volta la caparbietà del giocatore riesce a infilare in seconda battuta, riesce a infilare Lupi. Quando siamo al quinto del secondo tempo, insistente l'azione del Ballardin, da prima para Lupi, nella ribattuta la pallina gli passa sotto le gambe e si deposita oltre la linea della porta, quindi prima rete del numero 16 del Tiene, terza rete per il Tiene, adesso è un attacco 2 contro 1, Conzato per Rigo che si era completamente dimenticato della posizione, ancora Rigo, tiro, parata di Lupi, scarica addosso al portiere e chiaramente adesso forse siamo ad una svolta della partita perché il doppio vantaggio del Tiene mette in difficoltà il Mirandola, vedremo se si porterà più in attacco esponendosi ai contrattacchi della squadra di casa. Staremo a vedere, ancora Conzato, sempre molto chiuso la difesa del Mirandola con il capitano
piazzatissimo al centro dell'area che blocca quasi tutte le incursioni. Bomba adesso da quasi metà campo di Conzato, fuori di poco sopra la traversa di Luppi. Sesto minuto di gioco, siamo esattamente a 18:09 sul cronometro di questo secondo tempo, tutto sommato avvincente fra le due formazioni. De Tomaso adesso dietro alla porta di Comin, cerca di far filtrare il passaggio per Siberiani, non ci riesce. Si chiude la difesa del Tiene, passaggio di Mandarini, scusate, doppio assist con Sato Rigo Mandarini piazzato, questa volta non sbaglia Mandarini. Settimo minuto della ripresa, rete del numero 7 del Tiene, Marco Mandarini, porta a 4 le reti, ancora il Tiene in avanti, tiro di Ballardin, para Luppi, riesce a chiudere sul primo montante, recupera palla il Tiene, c'è Luotti, entrato nuovamente anche Zanini. La giro che ha fatto dei giocatori sta capitalizzando molto bene per la squadra di casa. Evidentemente, come avevamo già accennato, provato e riprovato, preparato molto bene la partita il Retis, anche da un punto di vista motivazionale sui propri giocatori. Era molto importante questa partita, molto importante anche in controvalore sui risultati che stanno ottenendo le altre formazioni dirette avversarie. Zanini adesso in avanti, Ballardin, tiro alto, fenomenale l'azione, 3 passaggi, tiro in porta, esce di pochissimo sopra la traversa, pubblico entusiasta sta applaudendo i propri beniamini. Vediamo mister Iallacci che sta richiamando i propri giocatori, non ha effettuato cambi, invece per il Tiene sono in pista Luotti, Poli, Zanini e Mandarini, in porta Comin, mentre la formazione del Pico Mirandola vede Luppi in porta, poi c'è De Tommaso, Siberiani, De Stefano e Giannotti. 16:43 sul cronometro, muove palla il Pico Mirandola, Siberiani scarica su e il passaggio filtra, ma alla fine è il più lesto, il 66 del Tiene, Andrea Zanini, che dà a Luotti, ancora per Mandarini, Zanini per Poli fermo dietro la porta, tenta di far filtrare il passaggio per Luotti, non ci riesce e ritorna in avanti, Poli chiuso da 3 giocatori che non gli consentono il tiro. Alla fine il signor Pigato decreta il rigore, è il numero 6 Pietro Luotti ad effettuare il tiro dal dischetto. Parata di Luppi, pallina che rimane lì, tira ancora Luotti, parata ancora di Luppi, ma è Luotti che insiste il Tiene. Altro rigore
altro rigore per stecca alta, ha fatto vedere molto bene, ha alzato la stecca dentro l'area effettivamente, e quindi per superare la porta, quindi è rigore. Questa volta è il 66 Andrea Zanini incaricato del tiro. E questa volta un rasoterra micidiale. L'esperienza in questi casi si vede, vanno tutti i compagni a complimentarsi con il giocatore, il 66 Andrea Zanini. Tiro perfetto, un rasoterra micidiale centrale certamente, ma che supera Lupi e porta a 5 le reti del Tiene sul Pico Mirandola. Riparte Tiene, non vuol sprecare neanche un secondo, ferma il tiro di Luotti De Stefano, ripartenza con Giannotti, Giannotti va al tiro, alto, palla al Tiene in ripartenza da fondo pista. Mandarini è incaricato di porta sulla pallina che la dà a Zanini. Zanini si blocca, tocca per Poli, chiude però l'azione Siberiani che scarica su De Tomaso, vediamo come imposterà adesso Giannotti, Giannotti va al tiro, Comin riesce a sventare la conclusione opponendosi con il guantone sinistro. Recupera palla il Tiene con Zanini, la fida a Mandarini e siamo già nuovamente in attacco. Mandarini in avanti, tocco per Poli che alza troppo una pallina che rimbalzava nell'area davanti alla porta di Lupi. Adesso è il Mirandola in avanti con De Tomaso, tocca per Siberiani, chiuso però da Mandarini che comunque riesce ad andare al tiro. Siberiani para Comin, tiro non pericoloso. Poli, tiro su Luotti, para comunque Lupi, ancora insiste Siberiani, tocco per Giannotti, pallina di poco fuori sulla porta di Comin. Zanini all'indietro per Mandarini, non riesce la conclusione, chiuso fra 3 giocatori, recupera palla il Mirandola ma non gli dà tregua il Tiene, e Poli questa volta che da rientrante riesce a sventare la sfera. È ottima la prestazione del Tiene, soprattutto in difesa, veramente non ha mai dato spazio. Ancora adesso tiro di Zanini, esce di pochissimo la palla. Poli che sta battagliando con De Stefano che commette fallo che era stato superato dal 13 del Tiene. Ancora Zanini che tiene la sfera, la dà a Luotti per Stivanello, tu per tu, troppo vicino con Lupi, non riesce a far partire un tiro. Siberiani tenta di seguire De Stefano, recupera palla Zanini da Stivanello ritorna il passaggio per Zanini che non riesce a toccare. Ancora Zanini, passaggio per Stivanello, ma è troppo alto il passaggio di Stivanello per Poli, quindi sfuma l'occasione. De Tomaso che riesce a tirare, tiro non difficile da fermare per Comin. Recupera palla il Tiene, Luotti che fa scorrere il tempo proteggendo la sfera. Esce adesso De Stefano per il Pico Mirandola, entra con il numero, vediamo, mi sembra col numero 21, Santoro Andrea, entra per la prima volta in campo.
Adesso Siberiani, tiro di Siberiani, sfiora di pochissimo il montante di Comin. Ripartenza del Tiene, affidata a Poli, Luotti scarica su Zanini, Zanini non ha lo spazio per il tiro, deve ripiegare su Stivanello. È ancora però molto insistente l'azione del Tiene, se n'è andato il terzo quarto di gioco, raccoglie la palla, Poli insiste in attacco, commette fallo Siberiani, commette fallo, troppo insistente il contrasto. Altro cambio, rientrano Conzato e Ballardin. Ballardin per Stivanello. Alza le mani, adesso è Stivanello che va al tiro, chiude Luppi perfettamente piazzato. Adesso conclusione sventata da Comin e Conzato. Siberiani e De Tomaso cercavano di costruire un'azione in attacco, Conzato riesce a bloccare e riportarsi in avanti. Passaggio per Poli, però chiude molto bene Luppi, portiere del Mirandola. Passaggio adesso di De Tomaso per Giannotti, tiro al volo con pallina rimbalzante e la palla esce di poco, ma esce, quindi un'occasione molto buona, costruita molto bene dal Pico Mirandola. Già in avanti tiene con Ballardin, non riesce a fare filtrare il passaggio. Adesso chiude Conzato su Giannotti, su Santoro, scusate, non filtra però il passaggio, ancora palla tiene e Stivanello che la perde, recupera però alla fine Conzato, la fida a Poli, Poli si accentra, doppia trottola, passaggio all'indietro, Stivanello non raccoglie Conzato, va al tiro, para Luppi. Ancora il Tiene scatenato in avanti, non mette senza soluzione di continuità gli attacchi del Tiene. Allora è Giannotti che si libera di due giocatori, tenta il tiro, non riesce a concludere. Pallina in angolo per Siberiani. 10 minuti alla fine della partita. Poli per Ballardin, doppio tiro e palla però che ci aveva ingannato, pallina fuori sulla rete esterna. Esce uno stremato Siberiani, entra De Stefano che gli dà il cambio per il Pico Mirandola. Messi veramente alla frusta dal ritmo continuato che ha prodotto la squadra di casa con i cambi, come abbiamo visto, ha fatto girare completamente tutta la panchina. Ballardin per Poli, tentava l'ultima girata verso la porta, c'era un De Tommaso in più che gli ha toccato la sfera, non consentendo proprio l'ultimo tocco verso la porta. Adesso sbaglia l'appoggio Giannotti, recupera Stivanello per Poli, tocco per Conzato, riesce a chiudere Luppi. E vediamo il Mirandola, è sicuramente in difficoltà, time out chiamato da Mr. Retis. Vediamo. Cambio fra portieri, entra col numero 77 Elia Del Pra per l'Hockey Tiene, dovrà respingere gli attacchi del Pico Mirandola. Anche Comin è stato messo alla prova, una partita molto intensa anche per il portiere del Tiene, quindi
visto che ha cambiato tutta la panchina, ha ben pensato di cambiare anche il portiere. Vediamo, non si muove niente a parte le urla di mister Iallacci. Palla per il Tiene. Nove minuti finali di questo acceso incontro tra Hockey Tiene e Pico Mirandola, che hanno ben allietato i spettatori qui delle tribune e spero anche voi a casa. Gonzato adesso muove palla per il Tiene, scende in avanti, tenta il passaggio a Rigo, c'è De Stefano che gli blocca lo spazio, ma Poli rientrante recupera come una furia, si scaglia in avanti, il passaggio a Rigo, Rigo tenta il finta. Vediamo, ha fischiato il palla al Pico Mirandola. Adesso è tutto proteso in avanti il Tiene, non gli dà spazio al Mirandola, Rigo, tocco per Poli, Poli non riesce a indirizzare la pallina sulla porta difesa da Luppi, riparte il Mirandola con De Tomaso, De Tomaso si allunga troppo la palla, riesce a recuperarla, si chiudono però le maglie, la pallina arriva a Santoro, Santoro per De Tomaso, De Tomaso scende sulla destra, non gli consente lo spazio dietro la porta, allora ci pensa De Stefano, alzata, niente da fare, Gonzato recupera palla, adesso Poli per Stivanello che non agguanta bene la sfera, la appoggia a Poli che gliela ritorna, chiude però Santoro, chiude molto bene Santoro, va al tiro, para dal Pra, ripartenza del Tiene, e Poli, Andrea Poli, si distende De Tomaso, aveva capito che probabilmente c'era un passaggio, quindi lo chiude il varco, tentativo di De Stefano, viene chiuso dalla difesa e Stivanello porta sulla pallina, è il numero 2 del Tiene che gira dietro porta e affida a Rigo, adesso Poli si gira, va a cercare di portare la pallina dietro la porta, non ci riesce, deve darla a Rigo, è Rigo che tocca per Gonzato, Gonzato all'indietro, il Tiene non trova il varco giusto, adesso solo in questo momento, ma c'è De Stefano che butta via la pallina, quindi deve ritornare alla costruzione dell'azione. Giannotti si allunga un po' troppo la pallina, la recupera Gonzato, la imposta per Rigo, entra intanto nuovamente Mandarini e Gonzato che si libera, va alla conclusione, para Luppi, ha fatto una serie infinita di parate, veramente incredibile anche la prestazione del portiere del Mirandola. Rigo non riesce per 1-0 a recuperare palla, allora è imposta De Tomaso per il Mirandola, mantiene la pallina, riesce ad andare al tiro ma Mandarini gli smorza la conclusione, recupera palla, supera De Stefano, si porta in avanti, è un 3 contro 2, Mandarini, Rigo che non trova lo spazio per il tiro.
alla fine la pallina arriva a De Tomaso che la appoggia su Giannotti e riparte la conclusione del Pico Mirandola. Il tentativo non va sullo specchio della porta, batte sulla balaustra di fondo pista. Ancora De Tomaso che cerca di insistere, si chiude la difesa del Tiene, rilancia Mandarini, adesso Conzato e sulla ribattuta Stivanello dalla riga di fondo dell'area riesce a fare un tiro incredibilmente bello che si staglia sul palo interno sinistro della porta del Mirandola e va a rete di Stivanello quando mancano esattamente 5 minuti alla fine della partita. Rete di Stivanello incredibile sulla ribattuta dalla balaustra di fondo, riesce ad insaccare superando il portiere, toccando il montante sinistro, si ferma proprio sulla rete, al centro della rete. Adesso sicuramente gli schemi sono saltati, c'è un Tiene desideroso di far vedere che la posizione di fondo non è quella che piace a lui e Luotti in una azione solitaria riesce a insaccare anche per sbloccare un po' l'assenza di reti di queste ultime gare. Quindi l'urlo finale è più uno scarico di tensione. Bella l'azione individuale del giocatore numero 6 del Tiene che insiste il Tiene con Conzato ancora in avanti, vuol dare ancora spettacolo, tenta Mandarini di tirare al volo, difficile colpire sfera proprio con passaggi così forti. Ancora Conzato, tira, para Luppi, ma la pallina viene recuperata da Tiene. Luotti per Stivanello al momento del tiro non riesce a contrastare la stecca del portiere del Mirandola. Adesso è rientrato Moschetti non supera Stivanello, ancora Luotti, 1 contro 1, Luotti contro De Stefano, riesce a superare entrambi, si porta davanti a Luppi per 1-0, la pallina esce ma insiste il giocatore del Tiene, vuol dare spettacolo fino in ultima, mancano 3 minuti esatti, risultato 7-1, largo vantaggio per il Tiene che ormai si vuole assicurare il risultato della gara, difficile che possa cambiare, non diciamo niente. Muove ancora in attacco il Tiene, si chiude il Mirandola, tutti e 4 dentro l'area, adesso si apre ancora di più, Luotti che si libera di 2 avversari, va al tiro, conclusione, montante pieno, un colpo sordo che ha rimbombato su tutto il palazzetto dalla forte iniziativa del giocatore, il numero 6 del Tiene. Adesso Luotti ancora per Mandarini, Stivanello, Mandarini, para Luppi, chiamato in causa fino all'ultimo azione. Ancora il Mirandola, chiude egregiamente Dalprà, riesce a bloccare il doppio passaggio che si erano fatti fra De Stefano e Paltrinieri, riesce a distendersi, ad agguantare sfera non consentendo il passaggio oltre la linea. Mirandola in avanti, Paltrinieri dietro la porta, tiro non arriva in porta ancora con De Stefano.
chiudono molto bene la difesa del Tiene. Siberiani rientrato. Ora Siberiani per Moschetti. Moschetti non riesce a tirare, ripartenza del Tiene. Luoti per Stivanello. Stivanello tira, ribatte Luppi e imposta Paltrinieri. Paltrinieri che non riesce a tirare. Stivanello gli ruba la pallina. Si porta ancora in avanti. Ripiega adesso in questo momento dando a Mandarini. Ragiona un attimo, manca 1 minuto e 20 secondi. Ragiona un attimo il Tiene, non vuol sciupare tutto quello che ha costruito fino a questo momento. Mandarini non riesce a superare Paltrinieri, subentra Siberiani che si distende in attacco da Moschetti che non tocca, dando la possibilità al Tiene di ripartire. Forzato per Mandarini, Mandarini tiro, deviazione alta, molto alta, si salva il Mirandola. Imposta adesso De Stefano, siamo all'ultimo minuto. Tiro, deviazione. Tiro, deviazione, lo scontro con il numero 2 del Tiene ha fatto sì che ci fosse una giravolta un po' pericolosa per il giocatore del Mirandola che comunque si rialza. Pallina alla difesa del Tiene, scarica su Luotti, ancora in avanti, ripiega adesso, fa trascorrere il tempo, siamo ai secondi finali di questa intensissima partita e entrambe le formazioni hanno contribuito a rendere molto piacevole. Ora Stivanello perde pallina, c'è Moschetti che serve Paltrinieri, non riesce il passaggio. Su queste fasi il signor Pigatto decreta la fine della partita molto intensa, questa prima gara dell'anno nuovo 2025 e si conclude in notevole vantaggio per la squadra di casa. Lo che Tiene vince per 7-1, reti di Poli e Poli nel primo tempo, poi Ballardin, Mandarini, Zanini, Stivanello e Luoti. Evidentemente la rotazione che ha messo in campo il mister Retis ha fruttato, soprattutto nel secondo tempo, ha fruttato il notevole vantaggio del Tiene. Non resta sui saluti finali sul tripudio che dagli spalti arriva agli atleti, non resta che augurarvi una buona serata e logicamente un buon anno, un buon 2025 a tutti voi. A risentirci alle prossime gare. Io assieme allo staff qui di Stefano Ognata vi do il più caloroso saluto e vi auguro un buon inizio d'anno. Ciao a tutti!